Opel, sicurezza e comodità per la salute del pilota. Si allarga il ventaglio d'offerta dei veicoli commerciali leggeri Toyota. In arrivo nel nostro continente l'Explorer Plug-in Hybrid. Spesso sottovalutato in fase di acquisto, i sedili sono l'elemento maggiormente usato nell'auto, ancora più del motore. Chi percorre parecchi chilometri alla guida di una vettura conosce bene la questione. Dopo ore consecutive alla guida e l'impossibilità di effettuare esercizi a compensazione, ne risente il benessere della schiena. I sintomi sono noti: tensioni muscolari, dolore al collo, stanchezza, problemi alle gambe, spalle doloranti e mal di testa sono in agguato. Action Gesunder Röntgen, ente tedesco indipendente formato da specialisti di medicina posturale, si occupa specificatamente del benessere della schiena, valutando i sedili automobilistici e certificandoli i migliori. La ricetta di tecnici e medici di AGR si fonde sulla struttura del sedile, sulle regolazioni dello schienale e dalla seduta. In particolare, l'appoggio della schiena deve disporre di una configurazione robusta ed amica della spina dorsale, in grado di fornire supporto ottimale al busto e al bacino, unitamente ad un rivestimento ergonomico del sedile. Opel ha sviluppato una notevole competenza ed offre da tempo sedili certificati, partendo dalla berlina Signum del 2003. Da nuova Astra, con l'opzione, è già disponibile per €490, completa di 8 regolazioni manuali con cuscino estendibile, regolazione lombare a 4 vie e ben 18 regolazioni, per finire con la ventilazione per entrambi i sedili anteriori. Si allarga il ventaglio d'offerta dei veicoli commerciali leggeri Toyota, con un rafforzamento sul mercato in grado di coprire i 2/3. È iniziata la commercializzazione del furgone compatto Pro Ice City nelle varianti van e passenger. Con il Toyota Professional nasce in Europa una rete di distribuzione dedicata esclusivamente al business dei veicoli da lavoro. I concessionari forniranno una customer experience ai clienti del settore con un retail concept, un personale specializzato, una intelligente strategia di comunicazione ed un sito web dedicato. Ci sono tutte le premesse per affrontare a testa alta le sfide del futuro. È in arrivo nel nostro continente l'Explorer Plug-in Hybrid, il SUV Ford che offre una guida in modalità elettrica, comfort di bordo esclusivo anche sui percorsi off-road. Combina il potente motore a benzina EcoBoost V6 3.0 di Ford con un motore elettrico. Inoltre l'esperienza di guida, sempre sicura e confortevole, garantita da sofisticate tecnologie di assistenza alla guida abbinate a feature premium che consentono all'Explorer Plug-in Hybrid di offrire momenti esclusivi per tutti gli occupanti, qualunque sia lo scenario di guida. L'Explorer Plug-in Hybrid è uno dei 18 nuovi modelli elettrificati che Ford lancerà in Europa entro la fine del 2021.